Professor Cacciari, lei ha concluso così il suo intervento per questo centenario del poeta Andrea Zanzotto. La poesia deve andare oltre il tempo storico, attraversandone tutto il suo dolore, però andare su. Sì, la poesia non è la parola poetica non documenta, non illustra, non rappresenta, attraversa il dolore del proprio tempo, la tragedia che è la storia, per far cenno, per far segno a un possibile che non è un possibile che appunto un possibile può essere, per vedere nella realtà presente scintille, faville di una disperata speranza. E questo secondo me è Zanzotto, proprio questo. E nel suo linguaggio, nella sua forma, nella sua sintassi, in questo metro che è tutto un batticuore, come diceva Montale, no? Un cuore che batte per tentare di trovare la parola che faccia cenno a un possibile oltre il tempo storico presente. E qual è il messaggio del poeta Andrea Zanzotto per i nostri tempi? Un messaggio, il poeta non fa messaggi. E l'invettiva invece, lei ha parlato dell'invettiva, ha messo in luce. L'invettiva certo, perché deve dire la miseria del proprio tempo, come la dice Dante, senza alcuna consolazione, con tutta la durezza necessaria. Il poeta non può fingere nulla, il poeta la miseria del proprio tempo la deve attraversare tutta, l'inferno della storia lo deve attraversare tutto, se vuole che la sua poesia alla fine abbia una favilla che somigli, che sia immagine di qualche possibile stella. Vice Sindaco, ha concluso così: non abbiamo adorato le ceneri in questo centenario di Andrea Zanzotto, ma abbiamo seminato scintille. Tantissimo lavoro da parte dell'amministrazione comunale, della fondazione, di tutte le realtà che hanno creduto in questo evento di rilevanza internazionale ospitato qui a Pieve di Soligo. Certo, è stato un anno di lavoro faticoso ma intenso, di confronto, di scambio con il comitato promotore, con il comitato scientifico. Abbiamo, come ho detto appunto, non adorato le ceneri ma seminato scintille. Andrea Zanzotto si definiva uno dei tanti di qui e credo davvero che con le manifestazioni che abbiamo fatto quest'autunno, con il convegno di oggi, abbiamo restituito la profondità, la vastità, la ricchezza del pensiero di Andrea Zanzotto, che è davvero un patrimonio dell'umanità. Un intellettuale che ha saputo, anche attraverso il suo impegno civile, ricordarci di quello che sia davvero importante per l'umanità, di quello che è il nostro impegno nei confronti del paesaggio, ma anche nei confronti di noi stessi, la costante e la continua ricerca di senso del proprio essere, del proprio esistere, ma anche in relazione con gli altri. Una grande soddisfazione, l'apprezzamento di tanti studiosi, di tante autorità importanti per il panorama italiano culturale, è diciamo il coronamento e la soddisfazione di un lungo periodo di lavoro che però vogliamo condividere e restituire a questo territorio. Riusciremo probabilmente a pubblicare gli atti e quando saranno pubblicati vi invito a leggere lo straordinario contributo che è stato dato dagli studiosi che abbiamo ospitato in questi giorni e che è appunto un arcobaleno di lavori, di ricerche che rendono in tutta la sua grandezza la figura di Andrea Zanzotto.